È il momento della settima corsa, confronto di categoria CD, che vede al via 7 cavalli, non corre. Tanto sono cambiate le condizioni meteo, come potete vedere. Gran pioggia sull'Arcoveggio. Questo è lo schieramento: 1 Burraio P, 2 Begnaro Lussi, 3 Zenotab, 4 Balio Col, 5 Ursus Caf, 6 Zarevic Blessed, seconda linea, 7 Bella degli Dei. Favori per la scuderia Balio Col Ursus Caf su Burraio OP, che è la prima alternativa. Poi Zarevic Blessed. Tanto macchina che scurva, gradualmente accelera. Partiti in questo momento con la velocità di Zenotab, che va a condurre al suo esterno presto Ursus Caf. Zenotab in vantaggio, Ursus Caf all'esterno, alla corda Burraio OP. Ursus Caf va gradualmente su Zenotab e lo sopravanza in 200 metri. E dunque leader Ursus Caf nei confronti di Zenotab, terza posizione per Burraio OP, mentre per corsie esterne c'è Balio Col che va a rilevare al comando il compagno di scuderia Ursus Caf, e quindi nelle prime due posizioni i due compagni di training Balio Col e Ursus Caf, terza posizione in corda per Zenotab, poi Burraio P 600 in 45,9. Avanza a questo punto all'esterno Zarevic Blessed. Zarevic progredisce gradualmente davanti alle tribune. In vantaggio Balio Col va a completare il mezzo miglio iniziale nell'ordine del 1-1 e 2. Davanti alle tribune un 15-3. All'esterno è sempre Zarevic Blessed con Ursus Caf all'interno. L'errore di Zarevic Blessed a numero 6, Zarevic Blessed squalificato. Penultima curva, intanto se n'è andato 1 chilometro in 1:16,2. Siamo ora a 500 dalla conclusione, con Balio Col che si mantiene in vantaggio su Ursus Caf. Ancora la mossa a questo punto di Burraio OP, che dalla quarta posizione muove, ma viene anticipato prontamente da Ursus Caf. Costretto in terza ruota, Burraio OP continua nella sua progressione. Ursus Caf va su Balio Col, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo. Un po' incerto Ursus Caf, si riprende bene nel finale, ma c'è Burraio P che scatta a centropista. Finale con Ursus Caf e Balio Col vicini sul palo, forse ancora Balio Col controlla Ursus Caf, i due davvero vicinissimi sul traguardo, con Burraio P all'esterno e all'interno Zenotab. 1:15 il ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le battute finali. 29 a chiudere per i due della scuderia. Sul traguardo dovrebbe essere ancora il numero 4 Balio Col, sì, che emerge sul numero 5 Ursus Caf, comunque pieno di scuderia. Per Enrico Bellei la vittoria invece a Balio Col e Alessandro De Toris. Il secondo posto per Ursus Caf, tutto per il training di Enrico Bellei. E quindi primo e secondo anche per il signor Salvatore Giannusa, che fa M-Plane. 4-5-1, questo è l'ordine d'arrivo ufficioso della settima Arcoveggio.